Rieccoci insieme cari telespettatori, adesso siamo con un altro ospite e parliamo, come vedete nel titolo, di cataratta. È un problema che coinvolge sempre più persone e ne parleremo con il nostro esperto, che però è perfettamente sanabile, come, in che termini, quando va fatta, eccetera. Adesso lo vedremo di scoprire insieme. Allora, con noi abbiamo il piacere di avere il dottor Diego Micocaro, grazie di averci raggiunto, dottore, grazie a voi che è medico oculista da moltissimo tempo e esperto non solo di cataratta ma di purtroppo tante altre patologie, perché ce ne sono tante che riguardano gli occhi e che purtroppo in molti casi si trascurano. È vero, giustissimo, infatti la prevenzione, come in tutti i campi della medicina, è fondamentale per evitare appunto di arrivare poi a situazioni di difficile controllo. Come sempre le patologie, e in questo caso anche la cataratta, se diciamo, diagnosticate e curate in breve tempo possono essere risolte senza grossi problemi. Naturalmente ci sono patologie e patologie, in ogni caso la problematica del ritardo, diciamo, di intervento è sempre una cosa che può essere evitata appunto con la prevenzione. Quindi, come io spesso dico, e come diciamo tutti noi medici, facciamoci visitare con una certa regolarità, anche in condizioni di perfetto benessere, perché purtroppo molto spesso ci sono delle patologie che magari cominciano in maniera molto subdola e si rendono evidenti solo in momenti avanzati della malattia stessa. E se invece vengono diagnosticate precocemente, velocemente, ecco che allora si possono mettere in essere tutti quei dispositivi, diciamo, di terapia per cui possiamo gestire di solito con ottimi risultati le varie patologie. Ecco, mi chiedo, la cataratta, adesso lei ci spiegherà anche come si manifesta, proprio per capire chi ci ascolta può averla o non averla. In certi casi non viene diagnosticata dall'ottico, perché usualmente uno incomincia ad avere problemi di vista, va dall'ottico di fiducia, che ha tutta la strumentazione, fa delle ottime visite, eccetera, però capita, ho sentito più persone che non riescano a diagnosticare questo tipo di problema, e quindi si passa a forme di miopia avanzata, ma ai noi. Allora, questo è un tema abbastanza dibattuto. In realtà l'ottico è una figura di primaria importanza, diciamo, nell'ambito della gestione delle malattie dell'occhio, perché appunto è una figura che contribuisce nel gestire i difetti visivi con la realizzazione di occhiali, eccetera. Per quanto riguarda però la diagnostica delle malattie, questo è un atto medico che richiede alcuni dispositivi, alcuni tipi di diagnosi che possono essere fatti solamente con determinate procedure. Queste sono situazioni che non possono essere gestite a livello di un negozio e quindi diciamo, è una cosa utile naturalmente recarsi dal nostro amico ottico e sentire un suo parere, però questo non può assolutamente sostituire quella che è una visita medica specialistica che invece viene eseguita da una persona, da un medico specialista, che quindi ha una preparazione completamente diversa, ma soprattutto ha dei dispositivi e delle modalità di diagnosi che non possono essere usati dall'ottico. Quindi per una diagnosi precisa ed esatta, ecco che è importante per esempio fare un esame dell'occhio in midriasi. Che cosa vuol dire questo? Instillando delle gocce in midriasi, vale a dire un esame dell'occhio con la pupilla dilatata. Quindi si mette una segnetta, si mettono delle goccioline. Si mettono delle gocce, esatto, delle gocce di sostanze midriatiche, cioè che provocano la dilatazione della pupilla, quindi la pupilla non può più richiudersi quando viene investita dalla luce, ed ecco che allora possiamo controllare la parte interna oculare, tra cui il segmento anteriore, e quindi anche il cristallino che è responsabile della cataratta, e il segmento posteriore invece per quanto riguarda tutte le malattie, diciamo, che riguardano la parte posteriore dell'occhio. Allora, per non preoccuparsi, perché ne parleremo anche magari in proseguo, ma ci sono tante patologie dell'occhio, certo, soprattutto quando passano gli anni e molte persone magari guardano sul web e incominciano a terrorizzarsi. A 50 anni, ma anche a 45, uno non pensa, o 60, di avere la cataratta. Assolutamente, è verissimo. Ecco. Allora dottore, quali sono i sintomi per dire attenzione, stai più tranquillo, però vai da un oculista, potresti avere la cataratta?
Dunque, Noi abbiamo anche dopo delle slide di supporto che la regia potrà mettere in onda, certo. però intanto entriamo qua a bomba. Ecco, allora entriamo a bomba dicendo che prima di tutto, come avevamo prima anticipato, la visita dovrebbe essere fatta anche in pieno benessere, una volta all'anno, anno e mezzo, 2 anni al massimo, appunto perché possono succedere delle novità di cui noi non ci rendiamo conto. Una volta all'anno addirittura? Anno e mezzo, dopo i 40 io consiglio un anno annuale, perché? Perché ci sono anche delle misurazioni, per esempio della pressione dell'occhio e diciamo delle altre metodiche diagnostiche che devono essere fatte con una certa regolarità, perché alcune malattie, per esempio il glaucoma, sono prive completamente di sintomi. E quindi, siccome l'età di insorgenza dei soggetti predisposti, specialmente se una persona ha una familiarità di glaucoma, può essere intorno alle 35-40, ecco che diciamo, si impone la regola della visita annuale. Naturalmente se passa un po' più di tempo non può succedere niente, però diciamo è bene non scordare questa regola che è sempre molto importante. Quali sono i primi sintomi di cui uno si lamenta? La persona va dall'oculista perché a volte comincia a fare un po' fatica a vedere da lontano. Quindi una specie di miopia? Esatto, infatti molto spesso le cataratte, che sono di vario tipo, in questo caso una si chiama nucleare perché colpisce il nucleo, provoca una miopia d'indice, cioè rende l'occhio miope. Quindi ecco che abbiamo due cose che molto spesso destabilizzano un po' la persona, cioè lo mettono un attimino in confusione, cioè si accorge di vedere sfocato da lontano, ma molto meglio da vicino. E molto spesso dicono, guardi, io non capisco come mai adesso leggo senza occhiali, quando prima avevo bisogno degli occhiali per leggere, perché quindi in presenza di una presbiopia c'è un miglioramento da vicino con la cataratta, e comunque ci sarebbe molto spesso è sintomo di cataratta. Addirittura, quindi attenzione a questo cambiamento che una persona non si immagina. È una cosa che avviene frequentemente e che appunto non si spiega alla persona come mai venga questa novità, ed ecco che è uno dei motivi che lo spinge ad andare dall'oculista. Quando una persona sui 50-60 mi dice io non capisco, non leggo più, leggo molto meglio senza occhiali rispetto a prima, da vicino, diciamo che il 50% delle probabilità della patologia che sia una cataratta è reale. Quindi questa è una delle prime cose da tenere presente, oltre al fatto di vedere leggermente sfocato da lontano, quindi di sera in condizioni di scarsa illuminazione, oppure con un sole a basso, come in questo periodo quando il sole è basso sull'orizzonte. C'è un forte abbagliamento e una sensazione di vedere un po' sfocato, anche questo è un sintomo un po' sospetto. Ecco, questo inoltre è molto sfocato, che è diverso dalla situazione dell'astigmatismo. Sì, perché l'astigmatismo sdoppia leggermente l'immagine. Questo invece proprio viene sfocato. Vede poi come a voi che avete queste telecamere, queste bellissime telecamere che mettono a fuoco perfettamente, quando la visione è un po' sfocata ci se ne accorge subito. Sì. Ecco, siccome questo è una situazione che inizialmente è molto molto lieve, può essere percepita in alcuni momenti, quindi molto spesso le persone dicono ma a volte vedo un po' meglio, a volte vedo un po' peggio, quindi mi trovo un pochino in difficoltà molte volte, specialmente quando c'è poca luce. Ecco, qua vediamo fotofobia, e ce ne parlava, annebbiamento iniziale poco percettibile, poi diventa, quindi aumenta, certo. Aloni intorno alle fonti luminose. Questa è una cosa importante, spesso le persone mi dicono, quando sono fermo per esempio al semaforo, e ho la macchina davanti a me con i fari accesi, con le stop accesi, al giorno d'oggi poi sono luci particolarmente potenti quelle che hanno le automobili al giorno d'oggi, forse anche a volte un po' troppo, ecco che mi dicono di vedere un alone rosso intorno al faro. Ecco, questa è una cosa che può mettere anche questa. Attenzione all'alone rosso che alcuni descrivono effettivamente come qualcosa di strano, pensano che gli occhiali siano sporchi. Esatto, molto spesso mi dicono continua a aprire gli occhiali. Ma ci vedo sempre male. Ecco, questa è una situazione che anche questa mette un pochino in allarme e guida verso la diagnosi. Quindi questi elementi che abbiamo preso in considerazione, questo per esempio è la fotografia di una luce
di un pilone della strada che viene avvertito in maniera sfocata e con un forte alone intorno. Questo adesso qui è un po' enfatizzata l'immagine per far capire meglio, però inizialmente questo è uno dei sintomi che la persona lamenta. Quindi sono questa serie di sintomi che guidano poi il medico verso una diagnosi, specialmente dopo che è stato visitato il paziente con questi dispositivi medici che noi abbiamo. Vediamo le altre anche slide, perché ci sono diversi tipi di cataratta, vero? Sì, esatto, ci sono diversi tipi di cataratta che rendono anche la sintomatologia diversa. Quindi molte persone possono dire, per esempio, io vedo meglio senza occhiali quando leggo da vicino. Alcune persone mi possono dire, io non vedo più bene né da lontano né da vicino. Allora in questi casi il quadro cambia, diciamo il quadro diagnostico può cambiare, perché oltre alla cataratta possono essere prese in considerazione altre patologie che possono purtroppo dare un calo visivo sia da lontano che da vicino, per esempio una maculopatia. Però molto spesso andando poi appunto a visitare, questo è l'annebbiamento di un ambiente chiaramente un po' enfatizzato, dove si possono vedere sia la fotofobia, cioè l'eccessivo fastidio esatto alla luce, e un annebbiamento, diciamo, degli oggetti che non sono più nitidi, non sono più puliti, e quindi anche questo è un sintomo che va valutato. Dicevamo di altri tipi di cataratta, c'è una cataratta che si chiama corticale, cioè che colpisce la corteccia, la parte esterna del cristallino, che invece dà un annebbiamento costante, perché è come se ci fosse per esempio un vetro un pochino smerigliato, un po' alitato, ecco, quindi la visione è leggermente opalina, un pochino sporca, un pochino flu, diciamo così, e sia da lontano che da vicino. Anche questo è un sintomo che va valutato attentamente. Cosa stiamo vedendo? Questo è uno step leggermente successivo, cioè questo è il nostro occhio, e quello che vediamo in alto, che è come una cupola, è la cornea, la parte anteriore dell'occhio, che protegge la parte anteriore, che ha una duplice funzione protettiva, meccanica, ma anche di lente, quindi aiuta a mettere a fuoco. Poi vediamo la parte verde, che è l'iride, che è quella che dà il colore dell'occhio, no? Ovviamente. Posteriormente c'è il cristallino, che è una lente che è perfettamente trasparente alla nascita e negli anni della giovinezza, che appunto, come dicevamo adesso, è importantissimo per la parte visiva, perché serve a mettere a fuoco, senza quello vedremo tutto sfocato, però è quello che nel tempo poi va incontro a un processo di ossidazione. Quindi quel pezzettino che noi vediamo qui in realtà, esatto, quello trasparente bianco sotto, sì. Quello sezionato è l'iride, quella verde, sì, sì. Dietro c'è il cristallino. Questo è un cristallino artificiale veramente, cioè siamo passati a una foto successiva, perché avevo messo anche la foto del bulbo in toto, dove si vede il cristallino dove è posizionato. Adesso troveranno anche la foto ma non cambia granché, però perché ci fa capire fine, dove si interviene, esatto, alla fine si interviene in quel punto. Questa lente da perfettamente trasparente con gli anni o con altre patologie, diciamo, che possono essere concomitanti, come per esempio alcune malattie generali, oppure un trauma, oppure per esempio anche delle terapie con cortisonici o altre sostanze, possono provocare appunto la perdita di trasparenza di questo cristallino. E quindi potrebbero essere, so che abbiamo anche una slide che le riassume, cause di diverso genere, potrebbe essere trauma, infatti ho chiesto adesso magari della regia, sì, esatto, sono cause di diverso genere. Cioè potrebbe essere anche un urto, una botta, anche in giovane età? Certo, la cataratta post-traumatica, eccola qui. Come vedete c'è anche la cataratta congenita, purtroppo, cioè? Che è il bebè nasce con la cataratta. Nasce con la cataratta? Sì, infatti è prassi in tutte le neonatologie far controllare i bimbi appena nati dall'oculista, il quale con una manovra abbastanza semplice, cioè la visione del riflesso rosso, che è una manovra relativamente semplice che si può fare anche su un neonato, consente di vedere eventualmente delle anomalie a livello del cristallino. In questo caso purtroppo bisogna
operare immediatamente, perché la privatizzazione, cioè la perdita di vista del bimbo, provoca una mancanza di quella che è la maturazione, diciamo così, dell'apparato visivo. Quindi in questo caso l'intervento deve essere precocissimo per permettere proprio lo sviluppo poi nel proseguo della crescita dell'apparato visivo nella maniera più naturale possibile. Allora ci interrompiamo qua, questo però lei ha detto che viene fatto di default, sì, cioè sì, alla sì, nascita, sì, quindi sì, per sì, tranquillizzare quanti hanno avuto un bambino. Nessun problema. Ecco. Allora ci interrompiamo perché abbiamo visto che ci sono le cause, il 90% anche legate all'età, poi forse legate ad alcuni farmaci anche, può darsi, ne parliamo, quindi dovete restare con noi, ci seguite, pochi secondi di intervallo, poi ritorniamo insieme.